La tua radio. Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Buongiorno a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, stamattina il nostro eroe di giornata è Angelo Bonelli, portavoce dei Verdi e co-leader, non so come si dica, di Alleanza Verdi-Sinistra. No, vogliamo tranquillizzare, non abbiamo fatto una colazione etilica, siamo mediamente padroni di noi stessi, come lo siamo sempre, insomma, non in modo clamoroso, ma non c'è niente di anomalo. È felicemente anomala la frase che è uscita ieri ad Angelo Bonelli ed è il motivo per cui è il nostro eroe di giornata. La frase scolpita nella pietra è la seguente: il campo largo non esiste. Applausi a scena aperta, direi, ad Angelo Bonelli. Tra l'altro abbiamo visto che anche Daniele Capezzone sul Libero ha notato questo momento di improvvisa sincerità, lucidità, volontaria, involontaria, sta di fatto che ha emesso la certificazione di morte politica del campo largo. È stato intercettato Bonelli dai giornalisti mentre si avviava a depositare in Cassazione le firme sul referendum contro l'autonomia, che è una delle iniziative principali del fronte delle opposizioni, perché campo largo non usiamolo più, e come tutte le iniziative dell'accozzaglia, questo termine possiamo usarlo ancora, un'iniziativa contro, cioè un'iniziativa per fermare qualcosa, per difendere lo status quo, non per, come dire, mostrare un'idea di paese alternativa. Ma mentre stava andando a depositare le firme, appunto ha detto, gli è uscita la seguente constatazione: il campo largo, io lo ripeto sempre, il campo largo non esiste, perché se esistesse avremmo una situazione differente. E in effetti ieri ha dato clamorosamente ragione a questa sentenza bonelliana il circo andato in scena sulle nomine RAI, dove le opposizioni forse per la prima volta non hanno trovato una minima quadra. Elly Schlein, presunta leader del fronte delle opposizioni, chiamava tutti a un Aventino contro Tele Meloni. Nessun altro ha preso in considerazione il richiamo di questa presunta leader. Ognuno Conte si è votato i suoi, Fratoianni e Bonelli si sono votati loro, e quindi si è squagliato il fronte delle opposizioni anche sulla RAI, che non è un tema così dirimente per chi oggi si sveglia, apre la serranda e va a lavorare, ma è significativo perché se si apre una frattura politica in una sede in cui si spartiscono poltrone, quindi in un momento invece molto rilevante per la politica, vuol dire che proprio questo campo largo non esiste. Cioè è al di sotto delle accozzaglie precedenti, perché l'accozzaglia è un po' il format del centrosinistra dal 94. Voi ricordate le accozzaglie, quelle che, come dire, coagulate attorno alla figura di Romano Prodi, no? Andavano da Mastella a Bertinotti, cioè era veramente, come dire, dadaismo politico, però trovavano quantomeno, come dire, la lucidità di mettere insieme un cartello elettorale che, a seconda dei casi, vinceva o perdeva contro Berlusconi. Poi se vinceva andava al governo, si squagliava dopo poche settimane, non avendo nessun elemento programmatico in comune, però almeno esistevano pienamente come fronte avverso per fermare il Cavaliere Nero. Questi non esistono neanche come cartello elettorale. Non, è proprio, come dire, una finzione dichiarata. Basta pensare a una serie di temi, ovviamente la politica estera, il mercato del lavoro, i sussidi, qualunque tema che non sia contro il governo, dimostra plasticamente che ha ragione Angelo Bonelli. Probabilmente gli è uscita per sbaglio, ma è l'eroe di giornata di Radio Libertà. Il campo largo non esiste. Grazie a tutti, ma rimanete qui perché tra poco c'è la nostra intervista settimanale e ci occuperemo ancora del caso Open Arms, perché ne vedremo ancora delle belle, o meglio delle bruttissime. Vi aspetto tra poco.